Purtroppo questa sera siamo qua per raccontarvi ancora una volta un suicidio che è accaduto poco tempo fa qui dove stiamo adesso noi. Un uomo di 50 anni che da stamattina mancava da casa si è gettato dal ponte e ancora una volta siamo protagonisti, protagonista appunto di questa terribile vicenda. Pensavamo di trovare persone, polizia, magari il ponte è chiuso, ma niente di tutto questo. Abbiamo appena preso la notizia dal web e siamo corsi qui subito a vedere, a constatare. La cosa che ci è stata subito agli occhi appunto è che innanzitutto questo patrimonio culturale, non solamente di Spoleto ma del mondo, è completamente, potete vederlo, completamente imbrattato da dei vandali che si divertono appunto a scrivere e a deturpare il nostro patrimonio. E poi dove sta inquadrando c'era un vetro infrangibile che però è stato tolto appunto perché dei vandali, dei facinorosi lo hanno completamente distrutto e quindi il comune ha deciso di toglierlo completamente. Adesso noi non possiamo far vedere nulla anche perché è notte e siamo giunti qua semplicemente per darvi questa notizia. Qualche giorno fa ho scritto su www.spoleto7giorni.it un mio editoriale dove appunto parlavo nella rubrica che ho appunto da diversi mesi, dove parlavo appunto del Ponte delle Torri. Ecco, io vorrei fare solamente questa considerazione. A parte le paratie, a parte le tensostrutture, a parte tutte le protezioni in plexiglass che possono essere messe e a parte anche al fatto che qualcuno voglia chiudere il ponte, cioè questi sono espedienti di ordine tecnico che forse potranno aiutare a non far uccidere le persone da questo posto, però secondo noi l'importante è in qualche modo prevenire questi suicidi, queste morti bianche, cioè la società deve interrogarsi sul motivo per il quale queste persone decidono di uccidersi, quindi applicare delle protezioni è un espediente tecnico, però non risolviamo alla radice il problema. Il problema appunto è evitare e seguire queste persone che evidentemente non stanno bene, che hanno dei problemi e quindi arrivare prima che loro poi giungano qua per uccidersi. Questo è il punto. La società, ma comunque il comune, la regione, la provincia, l'Italia in generale deve dare maggior ascolto alle persone che stanno male e quindi la società, tutti noi, cominciando dalla nostra famiglia fino ai vicini di casa e ai nostri amici, dobbiamo in qualche modo prevenire, fare in modo che le persone che stanno male, che ci accorgiamo che stanno male, che non facciano questo gesto, quindi diamo una mano agli altri e siamo in allerta prima che queste persone compiano questi gesti così clamorosi, diciamo borderline. Naturalmente una persona che decide qui di farla finita è borderline. Potrebbe succedere anche un piccolo evento, una piccola cosa per fare in modo che questo non accada. E quindi il nostro augurio, il nostro invito è sì, applichiamo tutte le protezioni del mondo, però veramente preveniamo questi episodi e non preoccupiamocene solamente dopo che le persone perdono la vita. Esistono anche altre soluzioni. Ipotizziamo anche l'eventualità di mettere dei vigilantes, di posizionare dei vigilantes appunto 24 ore su 24. Sappiamo benissimo che comunque le persone si potrebbero comunque gettare e togliersi la vita, però è evidente che se una persona è intenzionata a gettarsi vede un vigilantes forse ha meno coraggio di farlo. Quindi questa è una possibile altra soluzione a questi eventi, a queste morti, che ricordiamoci dall'inizio di quest'anno, quindi da gennaio 2010 fino adesso sono 4, cioè ben 4 vittime solo quest'anno. Dall'anno scorso siamo arrivati praticamente a 9-10 vittime. È vero, possiamo dire anche un'altra cosa. È evidente che le persone potrebbero scegliere anche un altro modo per togliersi la vita. Abbiamo detto appunto che queste persone sono borderline, quindi da un momento all'altro possono trovare anche altri posti per compiere questi gesti estremi. Però, anche se potrebbero andare
in altri posti per farlo, però almeno potremmo evitare il problema qui, cioè potremmo evitare appunto che il Ponte delle Torri venga soprannominato il Ponte della Morte o il Ponte dei Suicidi. Et timidi